La prova è riuscita. Le 20 paratoie che sbarrano il passo all'alta marea alla bocca di porto di San Nicolò del Lido si sono alzate in contemporanea per poi riabbassarsi nei loro alloggiamenti. Iniziato alle 8 di mattina, il test dell'intera barriera si è concluso positivamente qualche minuto prima dell'1. I segnali che stanno arrivando in queste settimane dalle dighe mobili sono incoraggianti, tanto che il ministro delle infrastrutture, Paola De Micheli, ha affermato che se si ripresenterà l'emergenza si potranno alzare le paratie per contrastare l'acqua alta a Venezia. Ha funzionato tutto, per cui è la seconda esperienza che abbiamo visto totale del Mose. Mi sembra che le cose stiano andando avanti. Continuiamo con l'operazione trasparenza, facendo vedere ai cittadini tutto quello che c'è da sapere per la loro tranquillità e per il fatto, insomma, che è giusto testimoniare che i lavori stanno andando avanti. Sono sperimentazioni importanti, non c'è nulla di scontato, ma insomma è veramente andato tutto bene e ci auguriamo che di continuare così. Il 3 dicembre, anche nella sua veste di commissario straordinario per l'acqua alta, il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, aveva assistito alla prova del Mose a Malamocco. A San Nicolò ha seguito il nuovo test dalla control room allestita nell'isola artificiale al centro del canale del Lido, assieme al provveditore alle opere pubbliche del Veneto, Cinzia Zincone. Continueremo a fare questa pressione perché i lavori accelerino e vadano a completamento per la sicurezza della città, dei cittadini e anche per l'orgoglio nazionale di una grande opera tecnologica. Il test di San Nicolò sarà replicato il 3 marzo, dopodiché le prove del Mose proseguiranno alla bocca di porto di Chioggia e saranno le prime a mare mosso. Il Consorzio Venezia Nuova chiederà infatti alla Capitaneria di Porto un'ordinanza a date aperte per i prossimi 4 mesi, vale a dire la possibilità di un preavviso di 48 ore al sollevamento delle paratie a seconda delle condizioni del mare.